Credo che Michela sia uno degli intellettuali sardi oggi più disponibili a spendersi così sinceramente, in modo credibile, per le cause importanti della Sardegna, e credo che ce ne fosse molto bisogno, e siamo grati alla storia dei nostri tempi di averci dato anche questa cosa oggi. Il tema di stasera è appunto, sarà sviluppato da Michela. Io non ho capito tutto di che cos'è Liberos, di quali sono le origini, le motivazioni, qual è il percorso di sviluppo possibile. Dirò quello che ho capito in relazione appunto a ciò che ho letto, in relazione anche a quello che ci riguarda, a quello che per Seneghe, per l'attività culturale che è stata fatta in questi anni qui da noi, può riguardare anche appunto questo campo, può riguardare Liberos, per sapere un po', per cercare di capire che cosa possiamo fare, in che modo possiamo relazionarci a questa iniziativa. Io ho capito che ci sono 4 elementi in gioco nell'iniziativa. I 4 elementi sarebbero appunto l'editoria, le librerie, gli scrittori e il pubblico rappresentato dai lettori innanzitutto, ma dagli strumenti che consentono appunto ai libri di arrivare ai lettori, che possono essere le biblioteche o i festival, e in questo caso il discorso ci riguarda ancora in maniera più stretta. È un campo importante, interessante, credo che sia importante per tutti quelli che siamo qui stasera. Penso che siamo qui perché abbiamo interesse per i libri in sostanza, perché in vari modi, per varie ragioni, attraverso diversi percorsi ci siamo avvicinati al libro e alla lettura, ed è una cosa a cui teniamo. In Sardegna l'attività di editoria è una cosa relativamente recente. La Sardegna non è una terra di grandi case editrici, credo che non siamo neanche a livello della Sicilia, dove ci sono case editrici consolidate nazionali di dimensioni rilevanti come Sellerio. Appunto, l'editoria è un fatto recente, un fatto che si lega, credo, alla volontà, all'attivismo, per dire, di proprietari di librerie che hanno deciso di pubblicare anche dei libri, diciamo, dalla tipografia che stampava i libri che l'autore pagava e voleva, si è passato a degli inizi di editoria moderna seria. Forse il caso più importante, che ha avuto conseguenze più significative, è il Maestrale. Poi le altre appunto sono legate più anche il Maestrale poi in realtà nasce da una libreria. Ecco, questa attività è un'attività affascinante, appunto. Anche noi, io avevo un sogno, quello di fare un libro a Seneghe, cioè di pubblicare un libro. E il festival in qualche modo ce l'ha consentito, cioè nelle nostre dimensioni siamo riusciti a fare qualcosa. So che non sono l'unico, perché so che anche Antonio Lotta ha pubblicato un libro a Seneghe, cioè, quindi questa generazione ha fatto queste cose che non si erano mai fatte. Ci piaceva farlo, anche Francesco a suo modo ha pubblicato un libro. Appunto, noi abbiamo pubblicato, diciamo, sono cose di cui siamo anche un po' orgogliosi come attività connessa al festival. Cito il libro di Paolo Nori, cito un libro di cui sono particolarmente orgoglioso, che è la pubblicazione dei Gozos di Cabras, e poi l'ultimo che abbiamo fatto con le poesie di Mariangela Gualtieri e le foto di Guido Guidi, che diciamo a Seneghe non ha sfondato, ma insomma, è piaciuto da altre parti, poi lo faremo vedere a Michela.
Poi, per quanto riguarda gli altri aspetti, il libro, sapete, in questo periodo va incontro a grandi difficoltà, così come la vendita di libri nelle librerie. Questo credo che sia uno dei temi principali di cui parlerà Michela, basta solo dire quello che ha significato e che significa internet per quello che sta cambiando per la diffusione del libro. Oggi leggevo su un giornale di una nuova collana di libri a 99 centesimi pubblicati da Newton Compton, e quindi è una concorrenza ormai spietata, è una situazione assolutamente in grandissimo movimento. Io appunto mi soffermo solo un momento poi per concludere sull'ultimo aspetto, che è quello che riguarda il pubblico, la diffusione della lettura, la circolazione dei libri, che cosa si può fare, qual è la situazione, qual è la situazione del pubblico, per dire, in Sardegna. Io credo che la Sardegna da questo punto di vista, non so se poi risulta anche a Michele, anche agli altri, è una situazione positiva. Cioè in Sardegna si leggono molti giornali, si leggono molti libri, cioè molti, se potrebbero leggere anche di più, ma appunto è una delle prime regioni in Italia, e a livello delle regioni del nord come livello di lettura. Se pensate, appunto, ci sono 2 quotidiani che vivono bene, uno a Sassari e uno a Cagliari, per dire, ma anche appunto, la quantità di libri che si vendono in Sardegna è una quantità considerevole. Poi la Sardegna ha una situazione particolare con appunto la specialità sarda, il libro sardo, il rapporto tra l'editoria nazionale e l'editoria locale, sono tutte cose, tutti temi importanti e interessanti, e appunto so che Liberos cerca di coordinare tutti questi aspetti, di metterli insieme e di fare una proposta che punti a un futuro diverso e cerchi di affrontare tutti i problemi che ci sono, a cominciare, per dire, dal rapporto con le istituzioni pubbliche, quello che fanno e soprattutto quello che non fanno, il modo in cui sostengono e non sostengono le biblioteche, il modo in cui sostengono e non sostengono, o lasciano in difficoltà o non danno i soldi a tempo debito, per dire il festival, cioè che devono anticipare tutti i soldi e appunto garantire con i propri beni. Sì. È un campo in cui appunto manca una politica seria, coerente, affidabile. No, io devo dire, mi piace anche la sfida, mi piace anche rischiare. Cioè, io sono anche convinto che le cose, se uno le vuole, se le deve costruire, poi alla fine, e credo che l'esperienza di Liberos, il discorso che ho letto, riguardi anche questo, che alla fine le cose non vengono regalate dall'alto, ma bisogna combattere per averle. E appunto i festival, io non so bene che futuro avranno. L'anno scorso sono stato a vedere un festival di poesia in Francia e mi sono un po' reso conto di cos'è il festival in Europa. È quasi un accessorio ormai indispensabile dell'estate. È uno strumento, prima ancora che culturale, di intrattenimento, per far passare piacevolmente delle ore a chi si trova in vacanza. Diciamo un'alternativa, cioè non si va al cinema d'estate, si sta seduti ad ascoltare dei poeti, degli scrittori, ed era curioso il fatto di trovarsi a delle persone delle sdraio proprio, come se ti potessi appisolare mentre ascolti la musica o senti uno scrittore, e lo spirito è un po' questo. Io non mi scandalizzo perché credo che se degli enti pubblici investono dei soldi, tutto il contorno dell'attività culturale sia legittimo l'attrazione turistica, la valorizzazione del territorio, il fatto che per alcuni giorni, cioè, noi siamo contenti di sentire degli scrittori, ma anche di vedere delle persone nuove, di vedere che il nostro paese si anima, che diventa una cosa diversa, anche per noi più bello, più vivace, più interessante. E appunto, chiaramente la politica dovrebbe fare delle scelte e dire noi crediamo in queste iniziative, crediamo in un certo numero di
di festival a cui riconosciamo di aver dimostrato capacità di lavorare seriamente, e appunto questo sarebbe un passaggio importante. Va bene, io ho finito e lascio la parola a Michela e poi magari ci sarà un dibattito. Io, se mi permettete, mi alzo in piedi, perché sono piccolina e non mi vedo bene. Non mi vedete bene neanche voi, neanche se mi alzo, mi rendo conto, però. Tu dici che non ti scandalizzi dell'idea di questo festival di poesia dove la gente si sdraia perché ha in mente un'idea di intrattenimento. Io mi scandalizzo, invece, perché non è la mia idea quando assieme alle persone che stanno lavorando con me a Liberos progetto organizzazione culturale, che è un'altra cosa rispetto all'intrattenimento, e ce l'abbiamo forse in testa tutti chiaramente qual è la differenza, però forse è vero che non è chiaro ai referenti politici, nel senso che pensare alla progettazione culturale come qualcosa che deve avere un'immediata ricaduta turistica, economica e quindi nei periodi in cui i turisti ci sono, che deve avere un valore di intrattenimento, significa intanto fare determinate scelte e non altre, quindi scegliere figure più mediatiche e scartare figure che hanno un minor richiamo di pubblico, significa pensare che i festival culturali sono l'ennesimo costume sardo che ci dobbiamo mettere addosso per quando arriva il turista da fuori, per cui li organizziamo i villaggi turistici, li organizziamo le attrattive folcloriche e li organizziamo anche i festival letterari. No, la progettazione culturale deve riguardare prima di tutto noi, e non perché è qualcosa che se non vado al cinema vado al festival, perché in questo momento preciso della nostra storia non abbiamo altri spazi civici. Le piazze non ci andiamo più, ce le hanno trasformate tutte in rotonde, quindi è anche un po' difficile andarci. Nei bar un tempo ci si sedeva, si parlava, si discuteva, oggi ci sono i videopoker, c'è sempre la televisione accesa, le sezioni di partito io non lo so se sopravvivono ancora, la mia generazione non ha fatto in tempo a conoscerle, quindi tutti quei luoghi che erano anche gli spazi della partecipazione civile, in cui tu potevi andare e dire sulla tua idea di comunità, non ci sono più, e paradossalmente i festival sono l'ultimo spazio rimasto, quello dove la gente arriva lì e di parlare di libri tutto sommato gliene importa fino a un certo punto, gli interessa chiedere allo scrittore o al giornalista o all'intellettuale che è stato chiamato lì come vede la situazione, ma su questa questione tu come la pensi? Ma secondo te in che direzione stiamo andando di questo passo? Cioè ti fanno domande che non sono collegati ai libri che hai scritto, sono invece collegati alla situazione di comunità che viviamo tutti. Quindi tu ti rendi conto che quello è un luogo non dove si ottengono risposte, perché il compito di chi va al festival come scrittore o come intellettuale non è di dare risposte, ma è di mantenere vivi i luoghi della domanda, i luoghi dove quelle domande possono essere fatte e, se necessario, farsene carico e ripeterle più forte, perché occupi uno spazio mediatico e dunque hai una maggiore responsabilità di farti portatore di quelle domande. Quindi in questo senso, quando penso ai festival, io penso a spazi civici. Tutto quello che rientra nella categoria dell'intrattenimento è fuori dal mio orizzonte, e vorrei che fosse anche fuori dall'orizzonte di Liberos, tant'è vero che noi, quando l'abbiamo costituita questa associazione, ci siamo dati un codice etico. Alcune cose entrano, altre cose spontaneamente non entreranno, perché questa casa non è costruita perché si sentano a casa propria. Il ragionamento che abbiamo fatto è stato questo: non c'è un tavolino all'origine di Liberos, c'è una serie di fatti. A ottobre di 2 anni fa ci siamo fatti i conti e in quell'anno avevano chiuso 3 librerie in Sardegna, di cui una a Gavoi, una a Sassari, una libreria storica che stava chiudendo, che era Odradek, e Odradek aveva ospitato nella sua cripta tutti gli scrittori sardi. Ai loro esordi, quando ancora non si rifilava nessuno, Odradek ci chiamava e andavamo. E quindi Odradek ha fatto un gesto, se vogliamo, che è stato abbastanza scatenante. Le altre hanno abbassato la saracinesca senza dire niente, forse anche un po' vergognandosi, perché quando ti fallisce un'azienda hai paura, cioè
sotto sotto pensi che gli altri penseranno che è perché tu non sei stato capace, perché ti è mancata la professionalità per farla stare aperta. Odradek si è fatta un po' i conti e ha detto 3 librerie chiuse in un anno, possibile che siamo tutti diventati incapaci dopo 15 anni, 20 anni che faccio la libraia? Forse c'è un problema di altro tipo. E Odradek ha scritto La Nuova Sardegna e ha detto: cara Sassari, cara Sardegna, io sto chiudendo, magari non cambia niente, però dopo 20 anni che ho fatto servizio culturale in questa città e non ho solo venduto libri, ma ho fatto animazione civica, intellettuale, ho dato spazio, ho offerto possibilità di esprimere voce, io adesso sto chiudendo, per te non cambia niente? Questa è una domanda politica, è una domanda politica perché interroga la polis e lei ha scelto un luogo pubblico per porla e noi abbiamo risposto, ci siamo telefonati, ci siamo detti possiamo fare qualcosa, non andiamo a cantargli il requiem, questa libreria non ha bisogno che noi andiamo a seppellirla, intanto cerchiamo di salvarla, ma soprattutto facciamo della sua difficoltà un'occasione per aprire un tavolo permanente di riflessione sullo stato della cultura in Sardegna. E siamo andati lì, con noi sono venuti 400 lettori e tutti gli scrittori sardi hanno accettato, tutti, anche Manuzzu mi ha detto Michela sono vecchio, ho mia moglie malata, non posso venire, mettimi all'inizio così me ne vado via subito. Se n'è andato per ultimo Salvatore, gli ho detto Toti se non vieni tu non lo facciamo perché tu sei il nostro decano. È venuto e se n'è andato per ultimo, siamo saliti tutti sul palco, ciascuno ha letto una cosa che per lui era importante leggere, alla fine tutti i librai sono saliti sul palco e oggi Odradek è ancora aperta, però la questione è non possiamo fare il soccorso rosso, non è possibile intervenire sempre quando ormai le cose sono gravi, se davvero non è colpa del libraio ma è un difetto del sistema, ragioniamo su come possiamo intervenire nel modificare il sistema. Quindi ci siamo seduti e abbiamo cominciato a pensare. La Sardegna è messa bene, ha ragione Mario. Noi abbiamo alcuni dati di partenza che sono molto più favorevoli rispetto alla situazione in Italia. Il primo è che esiste una comunità di scrittori comunicante. No, non voglio dire coesa, perché sembra che racconto la favola degli amici che si vogliono bene. Spesso siamo in disaccordo, ma comunichiamo costantemente e quando la Sardegna ha un'esigenza precisa su cui noi possiamo fare la differenza, le nostre divergenze si azzerano e noi ci siamo, tendenzialmente ci siamo. Quindi questa è una cosa importante. La comunità comunicante degli scrittori laziali non esiste. La comunità comunicante degli scrittori del Veneto non esiste. Quindi abbiamo quel primo dato. Poi abbiamo l'unica associazione di librai indipendenti su tutto il territorio italiano, si trova in Sardegna ed è l'ALSI, vuol dire che c'è una categoria di commercianti di libri che anziché vedersi come nemici gli uni con gli altri hanno già capito da qualche tempo che ci sono alcuni obiettivi comuni che possono essere perseguiti insieme. Poi ci sono altre realtà che sono trascurate fuori dagli interessi sia delle istituzioni sia del sistema profit intorno ai libri, che sono le associazioni culturali, che nessuno si fila a meno che non organizzino un festival, e che invece sui territori fanno un preziosissimo lavoro di supplenza, perché i nostri sono comuni molto piccoli, che hanno 2-3 assessori quando va bene, e dove l'assessore alla cultura ha altre 6 deleghe, e della cultura l'ultima cosa che gli interessa è proprio quella delega lì. Quindi le associazioni culturali spesso fanno il programma culturale di un comune con 4 soldi, non riconosciute e con pochissimo potere di visibilità. Per noi erano un attore imprescindibile di questa ipotetica catena di passioni intorno al libro. Poi abbiamo contattato i festival, quelli che avevano secondo noi le caratteristiche di cui vi ho parlato all'inizio, quindi non ci interessa la grande kermesse fatta per il turista, quello non è per noi. Ragioniamo un attimo su dove si sta già costruendo comunità culturale, dove quello spazio ha già avuto un radicamento e interagiamo con quelle realtà. Alla fine, se dovessi dire cosa ha fatto Libros in questi mesi, ha unito i puntini, non ci siamo inventati nulla, è davvero l'uovo di Colombo, semplicemente abbiamo offerto uno spazio e anche una spinta perché alcuni processi che erano già avviati sul territorio, magari in forma disgregata, magari non perfettamente in rete, potessero trovare una convergenza e
un orizzonte di progettazione comune che guardasse un po' al futuro. Il futuro non è che ci deve spaventare. I librai sono terrorizzati che la diffusione del libro elettronico cresca del 300% all'anno e loro già riescono ad arrivare in pari ad Ave Marie vendendo libri di carta. Se diminuisce la quantità dei libri di carta hanno paura che il loro mestiere scompaia. E gli scrittori, specialmente quelli un po' più vecchi, sono sempre più spaventati dalle procedure social di promozione dei libri. 20 anni fa passavi il 70% del tuo tempo a scrivere e il 20% se avevi voglia a girare nelle università. Oggi il 70% lo passi a girare e il 20% a scrivere, se scrivi molto. È cambiato proprio l'approccio. Il lettore si aspetta di incontrarlo, lo scrittore, e che esista un luogo dove sia possibile farlo. E questa cosa qui è direttamente collegata al movimento dei tuoi libri. Meno ti muovi e meno i tuoi libri si diffondono. E questo significa che tutti gli scrittori che non hanno un'attitudine social, per quanto scrivano bene, rischiano di restare fuori dai circuiti. E anche questa è una domanda che noi ci siamo posti. È giusto che soltanto i più estroversi, i più simpatici, i più dinamici, quelli che hanno meno impegni familiari, quelli che non hanno un altro mestiere, perché la maggior parte degli scrittori non fa lo scrittore di mestiere, fa l'insegnante, ne conosco che fanno lavori di ogni tipo, gente che non può spostarsi con la frequenza con cui magari posso spostarmi io. È giusto che quelle persone restino fuori se l'unica regola è quella social? Altra domanda che ci siamo posti è relativa al territorio. La Sardegna vista da fuori è una specie di blocco unico. Noi che ci viviamo sappiamo perfettamente che esistono grandissime differenze tra una realtà urbana come quella di Cagliari e una realtà locale, paesana, più frantumata come quella di Senec, di Cabras e di altri piccoli paesi che sono all'interno di un'isola che viene vista tutta come periferia, sono periferia della periferia. Senec ha dimostrato che può diventare un centro di gravità permanente, se Dio vuole, di quest'isola. Gavoi ha dimostrato altrettanto. Quando qualcuno gli è venuto in mente di fare il festival di Gavoi a Gavoi, ha detto che erano tutti scemi, perché una cosa del genere si pensa per Cagliari, se proprio per Sassari, ma sicuramente non in un posto dove anche chi ci nasce non vede l'ora di andarsene. Ci sono degli esempi in cui è stato invertito questo flusso. Si è dimostrato che i luoghi di cosiddetta periferia riescono non solo a essere maggiormente attrattivi, ma quando ci si muove intorno un flusso di scelte intelligenti, addirittura quei luoghi rifioriscono dal punto di vista culturale, sociale e anche economico. Cioè i calcoli che sono stati fatti, prendo il Festival di Gavoi a paradigma perché è quello che conosco meglio, ogni euro pubblico investito su Gavoi ne ha restituiti 7 al territorio in termini di ricchezza. In 10 anni sono decuplicati i posti letto, sono sorti un altro albergo, sono sorti 15 bed and breakfast, sono sorti di tutto. I ristoranti hanno lavorato di più, i bar di più, hanno imparato a collaborare tra di loro e soprattutto in 10 anni è cresciuta una generazione che ne aveva 12 quando c'è stata la prima edizione, oggi ne ha 22 e quelli sono ragazzi che hanno visto il loro paese, uno di quei classici paesi dove non c'è niente, diventare il centro del mondo per 10 anni consecutivi, con ospiti internazionali che andavano lì, si sedevano nelle loro piazze, ascoltavano. Quello è un cambiamento di prospettiva, un ribaltamento totale. Significa che non è vero che qualunque cosa di intelligente stia succedendo nel mondo sta succedendo da un'altra parte. Vuol dire che anche questo posto può diventare produttore di significato e non soltanto importarlo sempre da fuori. L'idea che c'è dietro Liberos è quella di mettere in relazione tutte queste realtà. Il meccanismo è molto pratico, non è che siamo stati a fare molta filosofia. Abbiamo creato un social network in cui consentire ai lettori di vedere tutta questa ricchezza, perché spesso il lettore non la vede. Il lettore sta attento a chi gli fa 50 centesimi di sconto su un libro, per cui se su Amazon lo trova a 2 euro e meno non lo va a comprare nella libreria. Significa però che se la libreria di Easily chiude perché tutti compriamo su Amazon, tutto il Sarcidano per comprarsi un libro deve fare 70 km.
vuol dire che un territorio culturalmente muore. Il valore delle librerie non è nella facilità di farti accedere al libro, ma nel fatto che la presenza di quella libreria è un motore di tutta una serie di conseguenze che riguardano anche il movimento degli scrittori, perché uno scrittore non va dove non c'è una libreria, perché è il libraio che lo chiama. A differenza dei negozi di dischi, quando vennero gli MP3, il venditore di dischi non aveva la possibilità di chiamare gli U2. Qualunque libraio di provincia ha la possibilità di chiamare Amos Oz. Gli basta una telefonata alla sua casa editrice e se Amos Oz vuol venire ci va. E questa è una cosa che non può essere sostituita. La mediazione di quella figura non può essere sostituita, sia che si tratti di libri di carta, sia che si tratti di libri elettronici. La mediazione dell'esperienza intorno al libro rimane in capo al libraio e al bibliotecario, perché di Libros fanno parte anche le biblioteche. Non è stato facile mettere insieme tutti questi soggetti, perché è vero che c'erano delle microreti, però è vero anche che queste microreti non comunicavano tra di loro e anzi alcune tendenzialmente si vivevano come antagoniste. Pensate solo all'eterna differenza tra librai indipendenti e librai di catena. In Sardegna in realtà non esistono librai di catena, nel senso che i librai che hanno il marchio Mondadori, per esempio, fino a ieri erano librai indipendenti che hanno voltato l'insegna per non dover pagare il conto vendita, quindi per restare aperti come libreria. Ma non sono commessi, è lo stesso libraio con la stessa competenza che fino a ieri ti vendeva i libri col suo nome sull'insegna anziché con quello di Mondadori. Ora, quelle professionalità non possono essere escluse, per loro ci deve essere una possibilità di stare dentro a condizioni sostenibili. C'è poi, sulla questione territoriale che vi dicevo, i grossi nomi in periferia hanno sempre faticato ad arrivare, si fermano nelle grandi città o si fermano dove ci sono strutture festivaliere molto, molto forti, molto recettive. E come fare a far arrivare Paolo Giordano a Palmas Arborea? Dice, non ce lo potremo nemmeno permettere, mi hanno detto i ragazzi di Palmas, la consulta giovanile di Palmas, perché non abbiamo i soldi. Va bene, tu non hai i soldi, certo, perché sei uno, ma se siamo 40, ma anche se siamo 7, se esistesse un posto dove tutte le persone che vogliono Paolo Giordano si mettono d'accordo su 3 date e noi si scrive alla Mondadori e gli si dice abbiamo un mini tour di 7 date dove ci sono scuole, librerie, biblioteche, associazioni culturali e festival. Paolo Giordano ci viene? Certo che ci viene. E chi lo paga il biglietto aereo? La casa editrice. Se lo chiami tu da solo lo paghi tu, se lo chiamiamo in 7 lo pagano loro. Noi gli garantiamo quello che sappiamo fare meglio, che è la nostra ospitalità e la nostra capacità organizzativa, però a quel punto l'interlocuzione è differente, le case editrici non pagano col singolo pinco pallino del singolo paesino, pagano con un soggetto che rappresenta tutta la rete culturale sarda e a questo punto cambiano anche i rapporti, la capacità di contrattazione, come si dice. E poi ci sono altre cose, ci sono autori che non è conveniente in nessuna maniera portare da nessuna parte, perché Paolo Giordano i libri viene e li vende, ma Emilio Gentile l'avete mai sentito nominare? Certo, chi ha studiato storia contemporanea sa che esiste un libro che si chiama Il Gentile, come il Castiglioni, Mariotti di chi studiava sul dizionario, ma Emilio Gentile è una persona viva, pubblicata dalla Terza, uno studioso poderosissimo che nessuno avrebbe interesse a chiamare, perché diciamo, la risposta di pubblico è specialistica, non è un nome mainstream come si dice. L'abbiamo portato in Sardegna, ha fatto 7 date, i librai se lo sono preso in carico, è andato nelle università, ma è andato anche nelle scuole medie a parlare di fascismo, a parlare di storia, ha incontrato i lettori normali, quelli che non si interessano normalmente di questioni storiche specialistiche, cioè uno come lui che sarebbe solo costato eppure valeva la pena andare a sentire, è potuto venire in Sardegna grazie a questo meccanismo, altrimenti nessuno da solo se lo sarebbe potuto prendere in carico, perché il ritorno non ce n'era. E poi c'è il discorso del patto, del codice etico. Che cosa c'è scritto in questo codice etico? Perché tutti si spaventano, dicono: ma che cosa vi chiedete? Un patto di sangue? Chiediamo 3 cose elementari. La prima è: riconosci che gli altri soggetti della filiera sono preziosi.
che se uno scompare non è mors tua vita mea, ma è oggi muore lui, domani tu. Il meccanismo è questo, e ce l'ha dimostrato, gli ultimi 4 anni ce l'hanno dimostrato in Sardegna. Se tu, piccolo editore sardo, non vuoi investire su una nuova scrittura, perché è un momento di crisi, e quello è un esordiente, quindi è un nome rischioso, non lo conosce nessuno, anche se è bravo, pazienza, aspetterà 1 anno, noi gli diciamo, non aspettare, pubblicalo. Se tu corri quel rischio, noi ti supportiamo. 4 grossi scrittori che hanno già un pubblico affermato gli fanno una presentazione, per cui una volta lo presento io, una volta lo presenta Fois, una volta lo presenta Abate, una volta lo presenta Milena, e per un editore questo è un lancio straordinario, non duvaga denari, e ovviamente per lui ritorna, questa cosa ritorna, e quel giovane potrà farsi conoscere, anziché venire i suoi 20 parenti, verranno le 50 persone che possono venire a sentire anche me. Ed è un'operazione di maternage e paternage che non si fa da nessun'altra parte, si fa solo qui. In cambio, i libri di quell'editore in libreria ricevono uno spazio privilegiato, che può essere quello sul bancone, un angolo fisso della vetrina, un luogo in cui i lettori lo vedono meglio. Noi diamo una fascetta a questi libri, c'è scritto questo libro te lo consiglia Liberos, significa che è un marchio di qualità, che noi abbiamo controllato che la produzione di quel libro fosse di qualità la scrittura, ma di qualità anche la filiera, che lo ha messo lì. In cambio l'editore al libraio sposta i termini di pagamento, parliamo proprio brutalmente, da 60 a 90. Significa che tu il libro che stai vendendo lo paghi all'editore quando l'hai già venduto, non prima. Non gli fai un prestito all'editore, perché oggi i librai cassa per anticipare, i libri non ne hanno, e se non ne hanno e tu gliela pretendi, i libri non li compreranno. Si terranno quei 4 libri sicuri da Vespa ad Augias, e quelli un po' più rischiosi non li prenderanno perché li devono pagare subito, e invece non li venderanno subito. Il gioco è questo: tutti possono fare qualcosa per l'altro anello della filiera in cambio di qualcos'altro. C'è poi il gioco dello sconto. Noi siamo abituati a pensare che il lettore abbia un'esigenza costante di sconti sui libri. Negli ultimi 10 anni, siccome c'era il Far West, prima della legge cosiddetta Levy, che ha detto che il massimo dello sconto è quello per tutti, prima c'era chi poteva fare moltissimo sconto, anche il 40%, la grande distribuzione, i libri venduti nei supermercati, li vedevamo meno 35, meno 40. Ora, uno lo sa quanto costa fare una forma di formaggio, perché sa quanto costa il latte, sa quanto gli costa il lavoro, sa quanto gli costa mantenere la pecora a mangime quando non c'è l'erba, sa che 1 litro di latte ha quel costo lì e che il formaggio non può avere meno di quel costo lì. Quando ti vendono una forma di formaggio che tu sai quanto costa anche ai minimi termini, a meno 35%, tu hai diritto di pensare che lì c'è qualcosa che non va, che qualcuno che produce quel formaggio non è stato pagato il giusto, che c'è qualche meccanismo di qualità, che la qualità costa, che è venuto meno, e che per cui tu sei convinto di stare acquistando un bene a un prezzo minore, e magari pensando anche che chi fino a quel momento te l'ha venduto al prezzo pieno ti ha anche imbrogliato. In realtà stai consolidando un meccanismo di ingiustizia, perché stai accettando che per pagare meno tu quel formaggio qualcun altro venga pagato meno nel suo lavoro. E questo è un ragionamento marchioniano, che come codice etico rifiutiamo ovviamente. Per cui se una casa editrice decide che vuole lanciare un libro almeno 25%, è successo l'anno scorso in autunno, 2 libri molto importanti di 2 autori che vendono sicuramente, che erano Gianrico Carofiglio e Christopher Paolini, sono stati immessi sul mercato al meno 25%. Lo sapete quanto guadagna un libraio dal prezzo di copertina di un libro? Il 27% lordo. Quindi quello sconto chiede ai librai di lavorare gratis. Vuol dire vendi questi libri gratuitamente. I librai sardi hanno rifiutato, si sono parlati e hanno detto: noi questo sconto non lo facciamo perché ci offende, ci tratta come se noi non dovessimo mangiare, ci fa chiudere le serrande, per cui noi non lo venderemo, oppure lo venderemo a prezzo pieno e spiegheremo ai lettori per quale motivo non è possibile per noi venderlo con quello sconto, e lo diciamo alla casa editrice e lo diciamo anche allo scrittore.
Gli diciamo: guarda cosa stanno facendo sulla tua copertina, sulla nostra pelle anche, non solo sulla tua copertina. Quello è stata un'azione politica importante, per cui nel codice etico c'è scritto: ogni volta che dall'alto arriva al basso una scelta che azzera la possibilità di sopravvivenza di uno degli snodi della filiera, e noi decidiamo che questa cosa ci danneggia, insieme decidiamo che non la applichiamo e restituiamo al mittente la spiegazione del perché. In questo modo forse il mittente percepirà il danno che può subire dalla nostra azione comune e smetterà di fare azioni che cercano di farci morire. Uso il plurale anche se io direttamente non ricevo alcun danno da queste prassi. Anzi, normalmente come scrittore nemmeno me ne accorgerei. Non è previsto che io mi interessi di con quanto sconto viene venduto il mio libro. Soltanto chi è cresciuto in un territorio dove il legame tra scrittori e librai, tra scrittori bibliotecari e tra scrittori lettori è forte, soltanto in un territorio così uno può decidere che le ingiustizie sul libraio sono ingiustizie sullo scrittore. E in questo devo dire che Michela Murgia non è sola, nel senso che quasi tutti gli scrittori sardi hanno accettato di sottoscrivere il codice etico. Abbiamo avuto una sola eccezione ed è stato prezioso, è stato importante, non abbiamo nemmeno dovuto insistere, tutti hanno detto: certo che ci sto, ditemi cosa devo fare. E poi c'è stata questa meraviglia del bando che fare, perché quante volte ti capita nella vita che un mecenate, uno pieno di soldi, un signore che ha così tanti soldi che può permettersi di regalarli, però con intelligenza, e dice: io organizzo tramite un'associazione che lo fa per me, organizzo un premio in cui chi mi presenta il progetto culturale a maggiore impatto sociale, riproducibilità e sostenibilità economica, gli regalo 100.000 euro. Questo è successo a settembre. Noi abbiamo partecipato, insieme a noi hanno partecipato altri 500 progetti, siamo stati selezionati tra i primi 32. Lì è scattato un momento di voto popolare furibondo in cui sicuramente anche molti tra i presenti hanno cliccato. Siamo arrivati primi fra i primi 5 come numero di voti, e alla fine tra questi 5 la giuria di questo premio ha deciso che quei 100.000 euro se li meritava Liberos, e quindi quei soldi sono arrivati in Sardegna. Cosa ne faremo? Qualcuno mi ha detto: adesso fate un festival. No, il festival lo fate già voi. Non serve che noi facciamo un altro festival. A Sardegna non serve un altro festival, serve lavoro. Quei 100.000 euro pagheranno 3 stipendi fino 1 anno e mezzo, fino a quando il sistema non sarà in grado di reggersi economicamente da solo, perché ci servono delle professionalità che mettono, diciamo, in moto perfettamente la macchina per cui tutti abbiamo dei benefici. E il desiderio ovviamente è che anche per la Sonadora entri all'interno di Liberos. Quindi io non sono venuta qui mica per pettinare le bambole, direi quello. Sono venuta perché consideriamo un vulnus gravissimo che un'esperienza come la vostra e una come la nostra non si siano ancora incontrate. Quindi io do per scontato che voi insomma siate interessati a capire come funzioniamo. La cosa forse più bella di Liberos è che il lettore, tu l'hai chiamato pubblico, io quella parola ho sempre un po' paura a usarla. Per noi i lettori cioè chi fa un festival pensa sempre al pubblico che si siederà davanti al palco, ma non facendo noi festival, facendo rete. La rete non ha palchi e sedie sotto palchi, ha un meccanismo di orizzontalità per cui i lettori sono partner. All'interno del social network non solo il lettore può farsi la sua libreria personale, può farsi le sue amicizie come in Facebook, può scambiarsi recensioni, ma può anche proporre progetti, per cui se c'è un tot di persone in un unico territorio che dice qui ci vorrebbe questo, noi ci attiviamo per darglielo. Cioè gli diciamo, l'Ogliastra per esempio è un territorio poverissimo da questo punto di vista, pochissime librerie, 2, e sono talmente fragili, una in edicola, sono talmente fragili che non sono in grado di organizzare nulla, e ha poche associazioni culturali molto desiderose di essere presenti, ma per ragioni geografiche isolatissime dal resto del territorio. Quelle ci hanno scritto e hanno detto: come facciamo noi, anche noi, a essere Liberos?
chiamateci e noi veniamo, vi portiamo tutto quello che volete. Se avete voglia e se avete entusiasmo, questa rete è nata per far circolare le energie, non per accentrarle. E in questo senso devo proprio dire che la risposta che abbiamo avuto in 6 mesi che esistiamo è straordinaria. Alla faccia di chi dice che siamo pocos, locos, io questa cosa non la voglio più sentire. Il prossimo che la dice gli tiro in testa una sedia. Perché tant'è vero che la festa di festeggiamento con cui abbiamo celebrato questi 100.000 euro si intitolava proprio Pocos, Locos y Maloredus, perché ci siamo mangiati i Maloredus alla faccia di chi dice che siamo Pocos y Locos. Pocos sì, Locos poi dessi, ma Malunidos sicuramente no, non in questo caso. E poi se ci sono domande e curiosità io sarò molto felice di rispondervi. E credo che si possa sentire benissimo se qualcuno vuole, o se no abbiamo qui il microfono. E naturalmente io, per quanto mi riguarda e anche credo che il direttivo sarà d'accordissimo, naturalmente saremo felicissimi di partecipare all'esperienza di Liberos, faremo quello che potremo fare naturalmente con molto entusiasmo. Dovete fare quello che avete fatto fino adesso, non dovete fare niente di più. Ma poi appunto anche l'esperienza della biblioteca, non so se Luisa vuole intervenire, credo che sia una delle cose più... C'è questa ragazza prima che ha fatto il centro. Noi come utenza come possiamo contribuire? Vabbè, sicuramente comprando i libri dalle librerie. No, non solo. Perché voi parlate di associazioni, poi l'utenza alla fine siamo noi singoli. Dove lavori tu? Scuola. Ah, ecco perché dici utenza. Non siamo uno sportello. Vabbè, utenza nel senso di se chi non è un professionista, diciamo come si rapporta. In realtà tutta la rete è costruita proprio a misura di lettore e non di professionista. Quando ci siamo interrogati abbiamo pensato come facciamo a rimettere il lettore al centro, perché se il lettore non riconosce un valore aggiunto in questa dinamica, penserà sempre che gli conviene di più chi gli fa lo sconto del 40%. Noi che cosa gli possiamo dare che non può essere ripagato con quel 40%? Perché noi il 40% non lo possiamo fare. Allora abbiamo ragionato così. Oltre a uno spazio dove tu vieni riconosciuto come interlocutore, quindi come interagente, non soltanto come utilizzatore finale, mettiamola così, e ricevi un oggetto che è proprio una carta VIR, si chiama così. VIR vuol dire Very Important Reader, lettore molto importante, che non vuol dire che c'è una gerarchia, vuol dire che tutti i lettori iscritti a Libros hanno questa carta, che per noi sono tutti molto importanti. Ogni volta che tu non solo compri un libro da una delle librerie aderenti, ma prendi a prestito da una delle biblioteche aderenti, è uguale un libro preso a prestito, un libro comprato dallo stesso numero di punti, perché non si possa dire che chi può spendere di più ne prende di più. Se partecipi a un incontro senza comprare né prendere a prestito libri, ma proprio un incontro con uno scrittore di Liberos o organizzato da un'associazione aderente a Liberos, prendi lo stesso punto. Cioè, quando tu hai questi punti, tu dici cosa me ne faccio? Mi fate lo sconto? No! Cioè, il meccanismo è proprio non deprezzare il libro, ma offrirti una cosa che lo sconto non può comprare. Qual è il tuo scrittore preferito? Qual è il tuo scrittore preferito? Vivo. In questo momento sto leggendo Isabella Allende. Ok, se io ti dicessi che tramite gli accordi che il Liberos ha con Feltrinelli siamo in grado di farti avere il prossimo libro di Isabella Allende in italiano 10 giorni prima che esca in libreria, cioè il giorno in cui lo ricevono anche i direttori delle pagine culturali di Repubblica del Corriere per recensirlo, e tu lo leggi in anteprima, prima di qualunque altro lettore sul territorio italiano, e lo recensisci per Liberos, tu dici io ho questo privilegio che 10 giorni prima, quando voi ancora state aspettando, me lo sono letto e ve lo anticipo, vi dico come, se mi è piaciuto oppure no. Oppure se c'è una cena letteraria con un autore che ti interessa particolarmente, chi ha il numero di punti richiesto può partecipare a quella cena.
oppure se vuoi andare, non lo so, a Tutte Storie o a Gavoi o in un festival dove a volte entrare è difficile quando c'è il grosso nome, la prima fila ha un certo numero di posti riservati per i lettori Libros che ne fanno richiesta e hanno il punteggio per richiederlo. Oppure anche ci sono alcuni scrittori che hanno delle passioni, che non sono solo la scrittura, ma che vogliono condividerle con i lettori assieme alla scrittura. C'è uno scrittore appassionato di trekking che dice: io organizzo trekking letterari, passeggiate impossibili in luoghi che conosco solo io nel mio territorio, 5 lettori se vogliono venire con me li porto, faccio la passeggiata, quando ci fermiamo leggiamo qualcosa. Oppure io ho una passione che nessuno potrebbe sospettare guardandomi, che è la cucina. Io ne vado proprio pazza. Abbiamo fatto una sfida culinaria. Gesù Cristo mio. Abbiamo fatto una sfida culinaria, io e Antonio Bacchis, perché lui si vantava di essere una grande padella, e io gli ho detto: io metto la cucina, a te lascio scegliere le armi. Lui ha detto pesce, era il numero mischinamente, e gli ho detto guarda che io di pesce sono madrelingua, e lui ha detto no, non ti preoccupare che anch'io sono bravo e me la cavo. È venuto, abbiamo invitato 10 lettori che hanno fatto richiesta, quindi ci siamo messi in casa 10 estranei, ci siamo fidati solo perché erano lettori, quindi quella era già una carta sufficiente. Sono venuti a casa, noi abbiamo spadellato e alla fine hanno deciso chi aveva vinto. Adesso non vi dirò che ha vinto meschino lui, perché non ha vinto però ha fatto Sanremo, puoi immaginare. E lo scrittore che vince, noi l'abbiamo annunciato su Twitter, e quando abbiamo annunciato questa cosa altri scrittori su Twitter si sono incuriositi e Anna Paola Concia ha detto: anche io cucino bene, posso venire a sfidare? E quindi gli abbiamo detto: vieni, prendiamo l'accordo e andremo a Nuoro nella libreria Mondadori, che ha i 3 piani con la caffetteria, e faremo lì una sfida. Non lo so la Concia come uscirà conciata, vediamo. Lei dice di essere molto brava, io sono molto curiosa di incontrarla ai fornelli, però quella è un'opportunità, nel senso che quello è un'esperienza a numero chiuso, quel numero chiuso è aperto a quei lettori. Certo, quella cosa con lo sconto non te la puoi comprare, però quei punti li puoi prendere anche con i libri a prestito, quindi in ogni caso quell'esperienza lì è tua. Poi certo ci sono altri tipi di meccanismo. Quando facciamo le iniziative chiediamo ai lettori di collaborare nell'organizzazione, cioè gli diciamo: vieni agli incontri, vedi, se c'è qualcosa che senti di poter fare oltre a venire e a sederti sulla sedia, dillo. Per esempio, vuoi fare la diretta tweet tu? Ti diamo l'account di Liberos e lo fai tu direttamente. Vuoi fare il reporter di quell'evento scrivendo un articolo che poi esce sul sito? Lo fai tu. Vuoi fare l'accoglienza? Lo fai tu. Cioè l'idea è proprio dire: guarda che tutta questa cosa resiste perché tu ci credi, perché se tu smetti di crederci e credi di più che ti convenga pagare un libro meno 40 piuttosto che tenere in piedi tutti i meccanismi di relazione che fino a questo momento hanno reso quest'isola un posto felice per la letteratura, e allora vuol dire che ci meritiamo di morire, vuol dire che non siamo stati in grado fino a questo momento di farti capire che noi valiamo di più di quel 40% che tu stai risparmiando con Amazon. Io in realtà non voglio parlare, voglio soltanto per ora sentire Michela a proposito del ruolo che le biblioteche hanno all'interno di questo social. Ma io tanto so, sì, chiedevo appunto quale sia il ruolo, perché noi come biblioteche, noi siamo a Seneghe parte di un sistema bibliotecario che riguarda un territorio anche molto vasto, andiamo dalla Planargia, l'ultima biblioteca del nostro sistema è Tres Duragues, e arriviamo fino a Solarussa. E quindi io sono venuta così come ha detto Mario, perché benché io sia iscritta personalmente a Liberos con il mio nome, chiaramente iscrivermi come biblioteca comporta tutta una serie di passaggi che non sono assolutamente automatici, perché la biblioteca non è la mia, le biblioteche sono servitori di 3 padroni, solitamente, almeno le nostre hanno una parte che riguarda chiaramente le biblioteche, sono comunali primariamente, e poi fanno parte di un sistema, quindi sono in parte gestite dall'Unione dei Comuni, e l'altra parte è quella che riguarda la gestione esternalizzata, che sono tutte quelle problematiche che poi
tu conoscerai, non tutti conoscono, non tutti sanno quali sono adesso le sofferenze e le difficoltà a cui vanno incontro le biblioteche. Noi bibliotecari istintivamente siamo, in qualche modo abbiamo il meccanismo automatico del, se ci fanno uno sconto più alto, a noi sembra di proteggere in qualche modo il diritto del lettore, perché abbiamo più possibilità di comprare più libri. È chiaro che c'è stata una grande discussione anche all'interno del mondo dei bibliotecari attraverso la nostra associazione, che è l'Associazione Italiana Biblioteche, che è un'associazione che anche in Sardegna è presente e lavora e propone delle attività proprio di formazione e di coordinamento tra i bibliotecari. Però chiaramente sentire questo modo di porre le cose, di collaborazione, di coordinamento tra librai, biblioteche e tutti i soggetti che fanno parte della catena della conoscenza, noi che vogliamo che la conoscenza e che la formazione sia per tutte le età, per sempre, insomma, nella vita delle persone, e a raggiungere il maggior numero di persone possibili. Io sono molto curiosa ovviamente, però voglio prima sapere che bisogno avete voi delle biblioteche all'interno della vostra struttura. Grazie. Grazie a te di questa domanda molto molto opportuna, perché le biblioteche, diciamo, le abbiamo immaginate parte di Liberos dal primo momento, e proprio come elemento essenziale, perché ci sembrava, e per certi versi continua a sembrarci nella pratica, anche se poi idealmente ci sono accordi personali che parlano un'altra lingua, però vado, tranquilla, ok. Parlo senza filtri, così si capisce. All'inizio è stato difficile, perché la situazione delle biblioteche è molto variegata. La maggior parte delle persone che si trovano nelle biblioteche non ha l'autonomia di aderire a un codice etico, perché le scelte che riguardano la vita della biblioteca molto spesso non sono in capo alle persone che ci lavorano dentro, e questa è una prima anomalia. Le persone che ci lavorano dentro sono spessissimo precarie e sono molto preoccupate della loro sopravvivenza, cosa che rende difficile per loro progettare a lungo termine anche le scelte culturali di un ente che in realtà è permanente, perché le biblioteche sono una risorsa di tutti. Noi in Sardegna siamo fortunati, diamo per scontato che ogni comune abbia la sua biblioteca, altrove non è così, altrove le biblioteche non sono in tutti i comuni. Noi siamo una terra benedetta da questo punto di vista, perché tra gli anni 70 e i primi degli anni 90 si è lavorato benissimo, si è fatta una progettazione corretta, e oggi quasi tutti i comuni, forse 5 o 6 adesso in Sardegna, non hanno la biblioteca, ma perché sono troppo piccoli. Quando non hanno la biblioteca vuol dire che non hanno nient'altro, gli altri ce l'hanno. Però chi fa le scelte d'acquisto per la biblioteca di solito è un funzionario del comune. Qualche volta la bibliotecaria può avere una possibilità di intervento, però chi firma poi il mandato è quasi sempre un funzionario del comune. Quindi chi dovrebbe vedere il codice etico sono già due figure diverse: una che conosce bene il mestiere e conosce anche il valore delle sue scelte, e una persona che invece controlla i fondi pubblici e ha un altro criterio, che è quello del massimo risparmio, anche l'offerta migliore, più conveniente. Noi abbiamo fatto questo ragionamento fino all'approvazione della legge Levi. In Sardegna c'erano anomalie di vario tipo. Le biblioteche, addirittura, io parlo della mia e di altri di cui sono a conoscenza, acquistavano sui VS o da distributori di Bologna che facevano fortissimi sconti. Quindi non si relazionavano con i soggetti del territorio, perché i soggetti del territorio non erano in grado di fare quegli sconti, e ragionavano proprio così, dicevano: se io posso comprare 10 libri in più per il mio utente, perché devo comprarne 10 in meno solamente perché anche il libraio deve vivere? La mia priorità è offrire un libro in più all'utente, non garantire il lavoro del libraio. Questo era il ragionamento. In realtà negli ultimi anni anche la dirigenza dell'AIB ha messo in diretta relazione sul territorio la presenza delle librerie e delle biblioteche. I bibliotecari all'inizio ci hanno opposto forte resistenza, ci hanno detto: voi siete profit oppure siete passione, non profit, ma la nostra figura è un'istituzione, cioè noi il libro al lettore glielo diamo gratis.
Quindi noi non guadagniamo niente da questo prestito e allo stesso tempo però il nostro è un servizio professionalizzato che non può essere paragonato al volontariato di uno che sta in un'associazione. Quindi siamo una figura a metà tra queste due. Noi non siamo molto d'accordo, nel senso che il libro che tu presti all'utente, e qui uso proprio il termine utente, è un libro che è stato prodotto da un'industria, l'editoria è un'industria. Se tu presti Accabadora al tuo utente, io per scrivere Accabadora sono stata pagata, il mio editore ha investito del denaro, dietro la produzione di ogni mio libro ci sono 10 stipendi, quello del grafico, quello del correttore di bozze, quello del distributore, ci sono 10 stipendi, compreso il mio. Per cui l'oggetto che tu dai in maniera apparentemente gratuita, in realtà ha a monte 2 canali diversi di denaro. Il primo è quello che viene dall'industria editoriale, per cui le tue scelte d'acquisto condizionano tutta la filiera profit. Dall'altro lato tu ricevi uno stipendio che è pagato con le tasse, quindi neanche quel gesto è gratis. Sei anche tu all'interno di una filiera economica che è in parte pubblica e in parte commerciale. Quindi pensare che l'oggetto che è in mano a te è il simbolo della cultura e della conoscenza, lo stesso oggetto in mano al libraio sia una vile merce, non mi sto riferendo a te in questo, sicuramente non lo pensi, però abbiamo avuto equivoci di questo genere. Non può essere una vile merce in mano al libraio quello che in mano a te è il simbolo della conoscenza. Dobbiamo fare un patto e il patto che abbiamo proposto è questo. Ora c'è la legge Levi e la legge Levi impone un tetto. Molti bibliotecari non vogliono bene alla legge Levi. Il tetto deve innescare un meccanismo virtuoso. Quando si dice cerca l'offerta più conveniente, non vuol dire necessariamente la più economica. Vuol dire cosa sto facendo? Vuol dire che quando stendi il bando che permette alle biblioteche e ad altri soggetti di partecipare alla fornitura dei libri, devi avere l'accortezza di attribuire un valore ai servizi, non solo al prezzo. Il bando, lo sai, non lo facciamo noi. Ecco, è questo il discorso. Il bando non lo facciamo noi, perché i bibliotecari per la gran parte... I bibliotecari in Sardegna per la gran parte sono non dipendenti pubblici, quindi non hanno la possibilità di completare l'iter dell'acquisto con dei temi, tutte le cose che riguardano l'acquisto dei libri. Noi siamo dei tecnici che consigliamo quali sono gli acquisti da fare nei termini propri dei libri che noi sappiamo possono soddisfare le esigenze dei lettori. Poi il modo attraverso cui questi libri vengono effettivamente acquistati, noi su quel modo lì non abbiamo se non il potere di consigliare il nostro amministrativo, esatto. O neanche l'amministratore, quasi l'amministrativo, per cui se la scelta dell'impiegato è quella di acquistare, fare una gara oppure fare un affidamento diretto o permettere di acquistare il DVS, questo non è qualcosa che decidiamo noi in modo diretto, magari possiamo influenzare, ma quando cambia il tecnico, se il tecnico si attiene proprio scrupolosamente alle norme, non vuole fare diversamente che magari una sola cosa per tutti, noi ci ritroviamo anche ad avere dei problemi. Quel microfono, Stefano, è acceso? Appunto, noi non abbiamo il potere di decidere. Proprio quello che dicevo all'inizio, che appunto spesso non è in capo a voi. È un problema dovuto proprio al Per noi non è un problema, nel senso che noi ci stiamo rivolgendo direttamente alle amministrazioni e stiamo chiedendo alle amministrazioni di aderire a Liberos come amministrazione. Al momento ne abbiamo 13 che sono entrate dentro il circuito. Nel momento in cui aderisce l'amministrazione, aderisce anche la biblioteca di quell'amministrazione e le sue prassi di acquisto si aprono a questa possibilità, che non vuol dire garantire bandi che possano promettere la vittoria ai librai del territorio, ma almeno permettergli di partecipare.
almeno permettergli di partecipare, cambiare i criteri, riconoscere che c'è un valore nel fatto che quando vuoi lo scrittore nella biblioteca è il librario che te lo chiama. Per quanto in alcuni sistemi c'è un acquisto coordinato, quindi bisogna discutere non con l'amministrazione propria ma con il sistema bibliotecario, perché a volte proprio per poter avere un meccanismo di risparmio e anche non solo di risparmio proprio ma di coordinamento all'interno degli acquisti, perché i libri si acquistano in modo che ci sia una distribuzione appropriata all'interno del sistema, allora si fa un acquisto di tipo coordinato, quindi il libro che magari viene a Sene, che c'è la biblioteca in cui molti lettori sono interessati alla storia locale, si acquistano libri di storia locale, e invece a Napolia sono interessati alla musica, si comprano i libri di musica e poi ci li scambiamo. Quindi questo è un acquisto di tipo coordinato che noi facciamo come bibliotecari. Il primo gruppo di bibliotecari che ha aderito al Libros è il sistema bibliotecario del Sarcidano, quindi la biblioteca di Isi di Capofila e tutte le biblioteche collegate, perché lì c'è una corrispondenza tra il direttore, il direttore del sistema bibliotecario, l'amministrativo, e c'è la cooperativa che ha una parte minore, quindi è stato per noi era importante andare in quella biblioteca, perché quel bibliotecario poteva prevedere agli altri bibliotecari che l'adesione era non solo possibile ma anche conveniente. Poi con bibliotecari con minore possibilità di azione di solito parliamo con le amministrazioni, quindi posso dirvi che ha aderito, per esempio stamattina ha aderito il comune di Terralba con la sua biblioteca, ha aderito il comune di San Mughero, il primo comune che ha aderito è stato Fordongianos, ha aderito Nuracchi, ha aderito Tramazza, cioè sono invece io ti invito a fare un altro incontro, perché io oggi infatti Letizia è dipendente comunale, la bibliotecaria è un dipendente comunale. Io ti invito comunque, scusate se approfitto di questa occasione, però per me e per voi forse è importante, perché oggi comunque io sono qui perché ho detto che ci sarebbe stato un incontro e ho coinvolto il mio responsabile del sistema bibliotecario, perché comunque gli amministratori del comune erano già informati di questo incontro, però per poter parlare anche alle orecchie di chi può avere voce in capitolo, ti invito a fare un altro incontro come dove vorrei tu, in uno magari dei comuni del sistema, e cercherò, perché lavoro al coordinamento, di coinvolgere chi decide, a parte tutti gli amministratori, perché poi alla fine nell'unione dei comuni sono loro che dovrebbero decidere i vari sindaci, a iniziare dall'amministratore che magari a cui chiedo di impegnarsi in questo, per di vedere un po' scappare il mio, per poterne parlare. C'è anche Antonio, dove è il sindaco? Da parte nostra, perché le tue parole arrivino oltre alle mie, alle orecchie di chi... Tornerò volentieri e con me tornerà. Libros è fondato da 7 soci. Abbiamo voluto espressamente che ciascuno di questi soci esprimesse una sensibilità diversa all'interno della visione. Io sono l'unico scrittore, ci sono 2 librai, uno di catena e uno in franchising di Catena è sbagliato e uno indipendente, c'è un agente letterario, c'è un editor di una casa editrice, c'è il membro di un'associazione culturale e c'è una bibliotecaria che è Giannina Cano. Quindi più propriamente verrà Giannina a spiegarvi quali sono i meccanismi, anche perché Libros da questo punto di vista è in grado di offrire un servizio di supporto proprio nella stesura del bando, in modo da dare peso ai servizi che i librai locali possono offrire. Abbiamo detto che si aderisca, però è giusto che le informazioni arrivino alle persone che devono decidere e a tutti i miei colleghi delle biblioteche del sistema. Certo. Scusate. No, grazie proprio di questo approfondimento, mi ho messo a fuoco perfettamente. È la vostra, fondamentalmente, non è né del sindaco né dell'Unione dei Comuni, la biblioteca è dei lettori, quindi io questo dico sempre, la biblioteca è nostra con i suoi lettori. Quindi voi fatevi sentire, nel caso noi potremmo anche rivolgerci, se ci piace, se vi piace questa idea, noi ci rivolgeremo ai nostri lettori. Certo. E vi chiederemo cosa fa la biblioteca di Seneca, e lo decideremo insieme, magari. Le primarie per Libros non è male. La democrazia diretta non è a volte. Figurati, noi abbiamo vinto 100.000 euro con la democrazia diretta, meglio di così. Una curiosità a proposito di chi scrive per Libros, o se voi fate fate entrare in questo circuito gli autori, i libri, o come avviene, insomma.
Allora, c'è un meccanismo di iscrizione libero che tiene conto del codice etico. Non tutti gli iscrittori si possono iscrivere a Liberos. Questo ci tengo a dirlo perché è importante, è la cosa che ci ha fatto scannare di più questa. Non vengono accolti gli scrittori che hanno pagato per pubblicare un libro, non per punire lo scrittore che ha pagato, ma perché l'editore che chiede soldi per pubblicare un libro sta facendo un'azione di raggiro. Io mi assumo penalmente le conseguenze di quello che dico. L'editore è un imprenditore. Se trova una scrittura che vale la pena e che può promettere una risposta di mercato, oltre che un interesse culturale, mette i suoi soldi. L'autore non deve pagare per pubblicare, l'autore ha già fatto il lavoro, ha scritto. Scrivere è un mestiere. Scrivere è una passione, pubblicare è un mestiere. Se vuole pubblicare deve trovare qualcuno che gli riconosca valore. Spesso succede che gli scrittori che hanno un libro nel cassetto si sentono dire di no da un po' di editori e anziché riflettere sul fatto che forse quel libro non ha dignità editoriale, preferiscono, diciamo, la strada corta e rivolgersi direttamente a un editore che accetta denaro e si producono il libro da sé. Liberos non accetta la promozione di questi libri, non accetta che gli scrittori siano iscritti e non accetta gli editori che chiedono denaro agli autori, anche perché spesso gli autori che esordiscono non sanno che bisogna essere pagati, credono che tutti paghiamo, credono che anch'io abbia pagato per pubblicare il primo libro, pensano che tutti si cominci così. Quindi spesso si tratta di approfittatori dell'ignoranza delle persone che in buona fede hanno un sogno e pensano di dover pagare per realizzarlo. Non è così che funziona. E ci sono delle eccezioni. Possono entrare alcuni scrittori che hanno pagato per particolari libri, cioè noi non consideriamo libri che fanno lavoro di mercato, libri fotografici, costano moltissimo e non hanno mercato. Libri in sardo, sia poesia che narrativa. Il sardo è un mercato così piccolo che ci manca pure che glielo ammazziamo noi, quindi chi ha pubblicato un libro in sardo, anche se lo ha pagato, perché non esistono lettori in grado di mantenere un'editoria in sardo, ha diritto di promuoversi dentro Liberos. Tutti quegli scritti di interesse locale, Seneghe negli anni 30, interessa solo ai seneghesi, ma non vuol dire che non va pubblicato, però ovviamente ci sarà un'amministrazione o un privato che avranno pagato per quel libro può circuitare. Non promuoviamo gli autori che scrivono narrativa in italiano e la pagano un editore per farsela pubblicare. Quella no, perché editori che ti pubblicano, se il tuo libro è buono, se ne trovano. In Sardegna se ne trovano molti. Noi in Sardegna abbiamo 25 case editrici. Se ti dicono di no tutte, forse è il momento di riflettere sul fatto che... Io direi anche la poesia. Scusami, non l'ho nominata. Non l'ho nominata, la poesia. In sardo o in italiano? Tutte e due. Tutte e due. Il sardo sempre tutto. Comunque, questi possono entrare sul libero, Sì. anche se hanno pagato. Anche la poesia non ce l'ha il mercato, solo Alda Merini c'ha mercato, o qualche altro grosso nome, ma mercato vuol dire che se vende 2000 copie è un super best seller. Quindi l'editore, quello che non ha mercato, non lo prende, quindi vuol dire che anche questo non è giusto, perché uno può essere bravissimo, l'editore non è un benefattore, benefattore, prende solo a livello di soldi. Pubblicare il libro costa, e quindi se tu non la hai... qualità è importante, e se la qualità molte volte non è d'accordo col mercato, l'editore deve mettere d'accordo le due cose, perché non è un benefattore. speriamo che lo faccia. No, non lo fa, nel senso che altrimenti non vedremo pubblicati i libri dei calciatori e le biografie dei cuochi, cioè non le vedremo pubblicate. Quelle cose vengono pubblicate non perché hanno qualità, ma perché hanno mercato. L'editore fa considerazioni di vario genere, io non sto a sindacare sulla qualità, è per questo motivo che i libri che non hanno sicuramente mercato, come quelli della poesia in sardo, della narrativa in sardo, i libri sono benvenuti anche se ci sono soldi dell'autore dietro, perché proprio quella roba lì ha bisogno di essere sostenuta, anche con degli spazi opportuni. Noi in questo momento abbiamo appena iniziato un laboratorio
una collaborazione con l'Istituto di Cultura Catalano. Loro mandano qui 2 poeti catalani e c'è un gruppo di traduzione che traduce quelle poesie catalane in sardo. Poi noi mandiamo 2 poeti sardi in Catalogna e c'è un gruppo di traduzione che traduce quei poeti sardi in catalano. Questo che interesse di mercato può avere, contando diciamo da 0 anni indietro? Nessuno, però non vuol dire che siccome non ha mercato non va fatto. Questo va fatto, ma noi siamo Liberos, non siamo un editore. C'è qualcun altro? Io ho trovato molto bella questa idea degli scrittori già affermati che si spendono per gli esordienti e di cui si riconosca il valore. Penso che sia un'iniziativa molto bella, anche perché ci sono tanti scrittori che magari appunto l'editore ha investito su di loro, però appunto anche il discorso del farsi conoscere di chi è in grado, è capace, ha il carattere per andare in giro, per presentarsi, quando poi si vede che a me sembra che non so se risulta anche a te, anche a voi, per dire i quotidiani sardi ormai, dei libri anche spesso di giovani esordienti sardi pubblicati da editori nazionali, proprio non ne parlano. Cioè, ne parlano. Finché ti pubblica l'editore italiano ti danno tutti gli spazi che vuoi. Il problema è quando esordisci sul territorio sardo e c'è questa forma di provincialismo. Tutto quello che viene legittimato da fuori lo spazio lo trova, anche se magari non è una cosa particolarmente interessante dal punto di vista culturale. Quello che invece viene lanciato qui trova difficoltà, ma perché un giornale ha una pagina o 2 nei giorni migliori che si chiama Cultura e Spettacoli. Significa che le 2 cose sono equiparate e che comunque un'azione letteraria deve contendersi lo spazio con uno spettacolo teatrale, con un'anteprima cinematografica, con un concerto musicale, cioè un potpourri, è difficile. Io non mica me la prendo con i giornali hanno quello spazio lì e ovviamente è più facile che un lettore compri un giornale perché c'è l'intervista a Marco Carta che non compri il giornale perché c'è l'intervista a Pinco Pallino che ha pubblicato per la Cavolfiori Edizioni. È difficile, è uno dei motivi per cui per esempio dentro Liberos c'è un giornale, cioè lo potremmo vedere, dici? Te lo fa il giornale, tu c'hai il tuo account, entra dentro così su Liberos. Se sei già entrato, no, vai nella pagina principale Liberos, sul simbolo in alto a sinistra lì, sposta, non sei entrato però, fai login con accedi. Oggi c'era l'informazione su di noi. Voi ci metto i miei, così vi faccio vedere. C'è un giornale che si genera automaticamente tutte le mattine ed è personalizzato per ciascun lettore, cioè c'è una libreria dove tu inserisci i libri che stai leggendo, che hai letto, che ti sono piaciuti, che vuoi recensire, quelli che ci sono nella tua libreria vera, effettiva. Ogni volta che tu inserisci un libro su Liberos stai comunicando al sistema 5 informazioni: il titolo, l'autore, la casa editrice e 2 argomenti contenuti in quel libro. Significa che più libri inserisci, più il sistema capisce che tipo di lettore sei e ti profila. Contemporaneamente sul sistema tutti gli operatori, librai, bibliotecari, associazioni, festival, tutti quelli che producono eventi, azioni culturali, appuntamenti, qualunque tipo di attività sul territorio, stanno postando, stanno proprio facendo gli eventi e segnalandoli. Le loro etichette si incrociano con le tue, col tuo profilo di lettore e generano un giornale con le informazioni che riguardano i tuoi interessi. Se tu hai 4 libri di Henry De Luca
e qualcuno domenica, per esempio, avrà Henry De Luca nella sua libreria, il sistema segnala che il tuo scrittore preferito o uno dei tuoi preferiti si trova in Sardegna a Isili domenica prossima e quindi te lo puoi andare a vedere. C'è proprio un giornale con queste informazioni. Quali appuntamenti ci sono oggi in Sardegna? Clicca su quel link, scorri, Paperi si chiama, non sarà mai di carta, abbiamo voluto essere così. Qui mano a mano che scorri si vedono tutti gli appuntamenti organizzati proprio dagli operatori. Quello l'ha scritto la libreria Odradek, è un suo evento. Questo l'ha scritto invece, scorri, l'associazione culturale Miele Amaro, che ha indetto il concorso il libro più brutto dell'anno. La copertina la riconoscete, immagino. Scorri ancora, questo l'ha scritto la Biblioteca Gramsciana, che è una mostra di quadri su Gramsci. Questo l'ha scritto Liberos e parla di noi, cioè ha inserito questo evento qua. Questo parla invece di fumetti, l'ha scritto la libreria Azuni. Poi c'è l'inaugurazione della libro-caffetteria Godot a Isili, dove appunto ci sarà quel nome che vi ho detto prima. Ma siamo in streaming, vero? Mannaggia, è una sorpresa, l'ho dimenticata. Poi ci sono le attività dei laboratori teatrali per ragazzi, che fanno delle attività appunto per ragazzi su temi letterari, di fiabe, di attività, e ciascuno posta la sua. Crea il tuo carnevale di Piazza Repubblica Libri, una libreria di Porto Torres, cioè significa che i nostri 4.000 lettori, adesso su 4.100 aumentano di 50 al giorno, che i nostri 4.000 lettori ricevono continuamente l'aggiornamento di tutto quello che succede in Sardegna, in base ai propri gusti, oppure possono anche decidere di vedere tutto e si programmano la settimana in base ai propri interessi, per cui tutto quello che non entra nel giornale sicuramente entra in Liberos e nessuno più può dire ah ma io questa cosa non la sapevo. Se non la sapevi è perché quel giorno lì il giornale non te lo sei guardato. Dove è possibile trovarli? C'è il sito e poi c'è la pagina Facebook, sì. Twitter. C'è il sito, la pagina Facebook, l'account Twitter, c'è la pagina su Pinterest dove postiamo le foto degli appuntamenti e fisicamente ci sono le librerie che espongono la decalcomania col simbolo di Liberos, che è appunto quel circuito alberello a forma di Sardegna che riunisce i concetti che per noi sono chiave. C'è la costina di un libro, c'è la forma di un albero, c'è il circuito perché è fatto un po', quindi c'è l'idea proprio del meccanismo tecnologico anche che c'è dietro la community, e poi c'è la forma della Sardegna che dà il confine alla rete. E in realtà questa rete è talmente facilmente esportabile che in Puglia e in Veneto ce l'hanno chiesta, ci hanno chiesto di riprodurre questo meccanismo o quantomeno di spiegare loro come potrebbero riprodurlo. Quindi contiamo, diciamo, in futuro, nell'arco almeno di 2 anni, di immaginare una rete di reti dove un lettore che si iscrive indica dove si trova e gli appare la rete del suo territorio, e questo è un vantaggio enorme, cioè una cosa che non esiste in tutta Europa. Adesso vediamo se riusciamo a realizzarlo qui, poi dimensionando. Non lo sappiamo neanche noi come abbiamo fatto in 6 mesi. Non abbiamo fatto altro, questo ti dico. In questi ultimi, mio marito ieri sera mi ha detto: ma siamo mesi io e te che non parliamo di altro che di Liberos, cosa mi dici se ci prendiamo una vacanza? Lui ha progettato il social network. Gli altri soci praticamente ci sentiamo tutti i giorni. Il logo l'ha progettato quel genio di Gigi Meli, è stata la sua prima proposta ed era quella buona, gliel'abbiamo presa subito. Gli abbiamo detto: Gigi, i concetti sono libri, rete, Sardegna e tecnologia. 2 ore dopo c'era il logo pronto, un genio, gratis. Per noi, non è che fa loghi gratis così, Per la serie a volte ritornano, la biblioteca, che vantaggio dà? Una volta iscritta ai suoi lettori, perché qui ci sono i miei lettori, vogliono sapere la carta. Sì,
e tu ogni volta che fanno un prestito non vuol dire un libro, vuol dire che se ne prendono 3 e quello è un prestito, come si fa, esatto, prendono il punto. Diciamo che tu sei per loro un terminale legittimante del sistema, tu rappresenti per loro una parte essenziale della rete, perché non sono solo tuoi utenti, ma attraverso di te sono anche partner proprio fisici di Liberos. Vuol dire che possono accedere a tutto il meccanismo dei bonus, per esempio, guarda, c'è proprio in tempo reale la carta birra. Torna al sito che vi faccio vedere una cosa. Mi chiedono chi me la dà la carta? Te la danno, ovviamente sul sito ci sono tutte queste informazioni, te la danno le librerie, te la danno le associazioni, te la danno le biblioteche e i festival, nel senso che il festival all'accoglienza ti dà proprio la carta e ti riconosce anche il punto, cioè proprio un timbrino fisico. Abbiamo pensato all'inizio di fare una carta magnetica che potesse essere caricata con facilità con il lettore ottico, ma le associazioni non ce l'hanno, quindi è inutile, cioè deve essere una cosa proprio fisica, devo proprio metterti il timbro io. Non la danno gli scrittori, non la danno gli editori, non la danno tutte le figure che non hanno un contatto diretto col lettore, cioè i mediatori siete voi, non siamo noi, e quindi sì, vai sul tuo profilo, va a destra, ecco, Isanna, no, schiaccia sul nome, ok, allora scendi in basso, cioè non c'è nessun titolo, è grave, non c'è nessun, scendi in basso, tieni la sinistra e scendi in basso, ecco. Allora, promemoria crediti VIR, allora non ne hanno loro, 0 acquisiti, 0 spesi, 0 rimasti. Le cose che ecco, le cose che in questo momento possono essere offerte a chi ha i punti sono queste. Qui ti danno la maglietta di Liberos in regalo con 40 punti e poi ce ne sono 5 a disposizione, ce n'è anche un'altra, premi su avanti sotto. Ecco, questa è una libreria geniale di Sassari Messaggerie, si chiama, che dice al primo iscritto a Liberos che viene qui con 60 punti sulla carta, regaliamo un ritratto fotografico personalizzato eseguito dal professionista di fama internazionale Marco Ceraglia, che sarà un loro amico e si è prestato a fare questo. Però è una genialità, ogni libreria può decidere cosa offre. Magari a te non interessa la maglietta, interessa di più il ritratto o viceversa. E la biblioteca che vantaggio ha? La biblioteca ha un vantaggio serio, nel senso che se tu vuoi invitare uno scrittore, no, è giusto, fammele queste domande, mica sono venuta qui. Certo. Allora, la biblioteca ha intanto un vantaggio, si relaziona più fortemente agli altri attori della filiera della cultura. Mi esprimo con questi termini un po' impropri perché al momento non me ne vengono in mente altri. Significa che se fino a questo momento ti sei percepita istituzione in mezzo a un meccanismo profit, forse non è del tutto vero che sia così e può esserci un interscambio. L'interscambio è che se tu vuoi uno scrittore, lo scrittore molto difficilmente si fa 150 km per venire in un posto dove nessuno vende i suoi libri. Tu sei, tra virgolette, spinta e sostenuta a cercare collaborazione nel libraio, perché è il libraio il naturale tramite con lo scrittore. Allo stesso tempo tutti quei lettori che non vanno normalmente in biblioteca perché non prendono a prestito, sono così fortunati da potersi comprare tutti i libri che gli interessano, entreranno nella biblioteca dove non sarebbero entrati se non ci fosse stata quella mediazione, se lo scrittore non fosse lì, grazie al libraio, grazie al meccanismo che l'ha portato lì. È difficile questo da capire perché nel senso che molti librai non hanno lo spazio per fare le presentazioni e molti bibliotecari non sanno come raggiungere gli scrittori. Mettere insieme le due cose significa che se tu metti lo spazio, io ti porto le persone, vendo i libri, lo scrittore viene, i lettori vedono la tua attività, ti riconoscono come un luogo dove è possibile che avvengano cose di interesse superiore al presidio dei libri, cioè diventi un luogo culturale più aperto e io vengo lì anche se prendo familiarità col posto. Io per esempio
prima di riprendere confidenza con le biblioteche, per me la biblioteca per molti anni è stata solo il posto dove io dovevo entrare perché non potevo comprare libri. C'è voluto proprio un meccanismo di rieducazione, c'è voluto un bibliotecario che ha aperto la biblioteca ad attività che non erano necessariamente solo il prestito. Ricordo una conversazione meravigliosa con Antonella Agnoli su questo, in cui lei fa tutto un ragionamento, ma a te non devo dire niente su questo perché lo sai. Antonella Agnoli è una teorica delle biblioteche aperte, diciamo, come piazze del sapere. È difficile, tutti dobbiamo cambiare, te lo dico. No, ma noi non siamo solo una biblioteca che fa prestiti, noi facciamo altre cose. Di sicuro, però la domanda che ti faccio è quante persone lo sanno. Questo è importante, perché per esempio l'esperienza di Nati per Leggere della biblioteca di Cabras è un'esperienza che nella percezione dell'utente medio di Cabras riguarda i bambini o al limite i genitori di chi ha figli. Non è percepita come una cosa della comunità, ma come una cosa che la biblioteca fa per i bambini. Qualche anno fa la bibliotecaria mi ha contattato, cooperativa di precari, mi ha contattato e mi ha detto: la comunità non sa che noi facciamo questa cosa, non sa che noi facciamo avviamento alla lettura, e cioè salviamo e costruiamo i lettori di domani. Come facciamo a fargliela sapere? E io gli ho detto: organizziamoci, ci sediamo un attimo e progettiamo una cosa diversa e insolita. E Libero ancora aveva da venire, però mi ricordo che chiamai Benito Urgu e Bruno Olivieri. Benito Urgu non ha bisogno di presentazioni. Bruno Olivieri è uno dei fumettisti più importanti che abbiamo in Sardegna, è un fumettista che lavora per la Disney, quindi ha disegnato Polino, la Sardegna ha una scuola di fumetto molto, molto importante, molto riconosciuta. Quindi ho detto, sapevo che Benito Urgu aveva scritto delle fiabe e ho chiesto a Bruno, ho detto: Benito, vieni a leggerle, e Bruno, mentre tu le leggi, le disegna davanti ai bambini e le rende vive con il suo tratto. Quel giorno lì la biblioteca era strapiena di adulti, pienissima, che per la prima volta se ne sono andati dicendo: però fatti cosa bella tra noi, magari se c'entrassi più spesso lo sapresti che fanno cose belle. Cioè quell'interazione, il fatto che abbia pensato che da sola che non poteva fare tutto e ha chiesto aiuto, adesso ha chiesto aiuto a me perché mi conosceva, perché io sono di Cabras. Ma se esiste una rete di competenze che è professionalizzata o appassionata verso questo tipo di interazioni, tu ti rivolgi lì. C'è un forum operatori che lui non vede perché non è un operatore, però c'è un forum operatori dove tu entri dentro e dici che ne so, guardi cosa fanno gli altri intanto. C'è uno che dice: viene da me ad aprile Loredana Liperini perché sta uscendo il suo libro, e tu dici: ma io Loredana Liperini la voglio anch'io nella mia biblioteca, e ti scrivi sotto. Quando arrivate a 7, quello è un circuito. Allora si scrive alla casa editrice e gli si dice: Loredana Liperini, se ha 4 giorni viene qui, di mattina incontra una scuola, di pomeriggio una biblioteca, di sera una libreria, eccetera eccetera. E tu non gli paghi il biglietto perché non ce li hai i soldi per farlo. Sì, perché per noi il problema non è avere l'idea. È chiaro, è chiaro. Quindi per te c'è la possibilità di accesso a queste informazioni, anche a queste opportunità che coi soldi non potresti prendere e che magari non ti verrebbero in mente nemmeno se... Può essere anche, per esempio, che c'è un festival come Ananti de Salgiminera, che è quello che fanno... Scusa, io sono di Cabras, Ananti de Salgiminera, e che fanno... Loro hanno scritto e hanno detto: ci serve qualcuno che faccia un laboratorio di fumetto. 4 fumettisti si sono iscritti. E noi non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto tutto da soli, ma un posto dove chi cerca un fumettista e un fumettista si possono incontrare non esiste in Sardegna. O lo conosci il fumettista o non c'è. Quindi per te il vantaggio è quello, entrare in un gioco di relazioni dove hai dei vantaggi proprio nel tuo lavoro. Le scuole possono iscriversi e si stanno iscrivendo. Con le scuole si possono fare una marea di cose, noi abbiamo un sacco di progetti.
Troviamo spesso insegnanti sensibili e presidi meno sensibili, altre volte troviamo presidi sensibilissimi e insegnanti incazzati neri perché giustamente gli stanno tagliando lo stipendio e non vogliono fare niente che non sia curricolare, e hanno ragione anche loro. Quindi è sempre il gioco, ogni situazione ha la sua complessità. Il progetto che stiamo portando avanti, che abbiamo proposto al gruppo di scuole di Dorianova, di Donori, diciamo di quella parte, perché loro si sono fatti avanti, è questo: scegliete un testo, fatelo leggere ai ragazzi, fategli fare un lavoro su quel testo, noi lo pubblichiamo sul sito di Liberos in uno spazio apposito, quindi recensori ragazzi veri e propri che parlano del libro, si scambiano, che hanno una dimestichezza molto superiore anche coi social. Alla fine dell'anno incontreranno lo scrittore del libro, quindi noi magari vi suggeriamo 20 titoli di autori che per noi sono accessibili, perché è chiaro che se leggi Stephen King noi non te lo possiamo portare neanche se siamo Liberos, però magari ti possiamo portare Aricco, o ti possiamo portare uno scrittore più accessibile per noi, anche magari uno straniero, però dobbiamo saperlo per tempo, dobbiamo organizzarci bene, magari in concomitanza con un festival a cui può interessarvi venire, però subito dopo c'è la tua scuola o subito prima. Funziona così. Io vorrei sapere se nel medio campilano ci sono già biblioteche che si sono iscritte a Liberos. Le biblioteche, possiamo andare un attimo su in alto nel menu. Allora vai sulla rete, clicca sulla rete, proprio sul link. Ecco, qui appare la Sardegna con tutti gli operatori, scendi giù, sono accorpati, quindi vedete i numeri, a Sassari 30, a Cagliari 30, eccetera. Scendi giù ancora. San Gavino c'è? No, scendi giù ancora. Tipo di attività, vai nella freccetta e scegli biblioteca. Queste sono tutte le biblioteche iscritte. Queste sono le biblioteche. C'è anche una seconda pagina. In ordine di iscrizione? Sì, non sono in ordine di iscrizione. Torna indietro. C'è un pulsante di un campo di ricerca. È quello il campo di ricerca, nel senso che cerchi per attività. Le attività in Sardegna in totale sono per il momento poco più di 150, quindi rintracciarle è molto facile. Non mi fanno la chiave, magari biblioteca asterisco oggi. Sì, vai su in alto. Vai su in alto. Perché se cosa no è San Gavino. Su. Cioè proprio anche fisicamente, però puoi salire anche in alto e digitare cerca amici pagine lì in alto, digiti biblioteca, dovrebbe apparire, fermo, non fare altro, ecco, appaiono tutti i loro profili, sono biblioteche e bibliotecari. Almeno se il comune non dà l'autorizzazione ai bibliotecari. Sì. Vai un po' più su di nuovo. Digita per esempio libreria al posto di biblioteca, così vi faccio vedere una cosa. Libreria. Allora, libreria, vai su pagine, libreria Mondadori Caffè, sotto questa qui, letterario Appene Sarda, quello lì. Clicca. Allora, ogni attività ha una sua pagina che si è autocostruita, non gliela facciamo noi, è fatta veramente con un sistema semplicissimo, in cui mettono il proprio calendario, si fanno una mini biografia per presentarsi proprio ai lettori, scorri giù in basso, ciascuno mette quello che vuole qui dentro, quindi le sue foto, le sue attività, le sue cose, e i lettori lo vedono. Stiamo cercando di capire
e quelli fanno anche cibo. Quella libreria c'è anche fa anche pranzi. Scendi giù, ti dice dov'è, scendi giù, quello è il libraio, questo è Masala, questo è Romolo Carrino, quello è Paolo Fresu, altri scrittori, quello è Jack Tessaro. Sì. Certo, tutti lo possono fare. Vabbè, poi si postano i loro video, le loro cose, cioè una pagina con cui proprio ti presenti anche al lettore. Stiamo studiando un sistema per capire, però è conflittuale. Ci piace il sistema TripAdvisor, cioè ci piace che il lettore possa dare un giudizio a quel servizio, attività o associazione o quello che è, però non ci interessa neanche che diventi uno sfogatoio di chi magari quel giorno ha trovato il libraio di cattivo umore o un bibliotecario che non gli hanno rinnovato il contratto e l'ha trattato malissimo e gli scrive di tutto. Quindi stiamo cercando una modalità per cui possa essere giudicato per servizi singolarmente espressi, quindi non un giudizio generico, cosa ti è sembrato, ma velocità nel servizio, disponibilità di titoli, cioè criteri oggettivi, il più possibile oggettivi, in modo che poi venga fuori anche una sorta di classifica delle attività virtuose, per cui noi lo sappiamo, mica tutte le librerie sono uguali in Sardegna, cioè c'è quel libraio che ti dice si può sempre migliorare. Certo, ma è migliori perché il lettore ti dice che cosa gli serve. Quindi aprire quel canale anche diretto, molto spesso tu preferiresti che lo dicessi a te, non che lo dicessi all'amico che la tua libreria fa schifo. Quindi è meglio riflettere un attimo sul servizio, come lo puoi migliorare tu. Però questo è una cosa che stiamo poi progettando in seguito. Per ora è così, è soltanto una vetrina. Io direi anche che basta. Io dico che non mi posso dire. Va bene, effettivamente è una cosa bella, importante, e sono sicuro che almeno per quel che riguarda la nostra associazione, la biblioteca, ci saranno sviluppi significativi. Ringrazio molto Michela per tutto quello che sta facendo, per questa cosa molto molto importante, credo. Aspettiamo il prossimo libro. Sta aspettando anche in Audi, al momento sono molto impegnata. E speriamo di vederci presto. Grazie.